della cooperativa Simbranos. Buongiorno. Ci troviamo a Bulzi, quindi siamo nell'Anglona, nel nord della Sardegna, e anche oggi in compagnia di Claudio faremo un bellissimo giro nel territorio, spaziando dalla preistoria al Medioevo, giusto Claudio? Giusto. Anche se in realtà inizieremo proprio dal Medioevo. Dici un po' cosa faremo oggi. Sì, allora oggi partiremo da qua, dalla chiesa di San Pietro delle Immagini, poi ci sposteremo nel nord del territorio comunale, nella cinta megalittica che si chiama Monte Pedrulongo, e poi ci risposteremo per andare a vedere il nuraghe Sarula, che dista poche centinaia di metri dalla cinta megalittica. E quindi dal Medioevo, come diceva Ilaria, sino all'epoca nuragica comunque. Quindi insomma anche oggi un viaggio indietro nel tempo, un giro interessantissimo in una zona ancora una volta ricca di testimonianze storiche e archeologiche, ma fuori dai circuiti turistici diciamo più battuti. Quindi vi faremo vedere queste meraviglie nascoste. La chiesa di San Pietro, forse qualcuno di voi che ci segue se la ricorda, perché ne abbiamo parlato anche in occasione del solstizio d'inverno. Sì. Perché appunto sia io che la cooperativa Simbranos facciamo parte di un progetto che si chiama Astroturismo Sardegna, con cui appunto vi raccontiamo l'astronomia, ma anche la connessione tra astronomia e monumenti storici. Infatti la chiesa di San Pietro è molto interessante proprio da questo punto di vista. Diamo un assaggino, però non dire troppo, perché dovete guardare la puntata di stasera in cui Claudio avrà più tempo per spiegarci davvero perché è così interessante questa chiesa dal punto di vista astronomico, Certo. giusto? Io intanto torno in Giusto, regia. scusate. Adriana torna in regia, così nel frattempo mi raccomando diteci sempre se l'audio e il video sono ok, che li controlliamo. Prego Claudio, scusa. Grazie, no niente. Sì, come diceva Ilaria, facciamo parte della rete di Astroturismo e in pratica nei primissimi anni 90, su intenzione del nostro ex parroco che è Don Francesco Tamponi, si era accorto che all'interno della chiesa c'erano delle manifestazioni di luce. Studiando, leggendo e diciamo documentandosi, si è accorto che probabilmente, allora all'epoca era una probabilità, che la chiesa era orientata astronomicamente. E in questi ultimi anni, comunque col suo impegno, anche con il nostro impegno, abbiamo fatto uno studio più approfondito. Poi grazie anche a un fotografo di Bulzi che ha documentato i solstizi e gli equinozi, ci siamo accorti che la sua ipotesi era più che valida. E niente, stasera, come diceva Ilaria, vi faremo vedere, vi spiegherò come tutto questo meccanismo funziona, e quindi vi aspettiamo nella puntata di stasera. E niente, vi dico due cose sulla chiesa. Come potete vedere, è una chiesa in stile romanico pisano, costruita in 3 fasi, e qua siamo, come diceva Ilaria, siamo in Anglona, ma Bulzi precisamente, e più ancora nel dettaglio San Pietro delle Immagini, è proprio al centro dell'Anglona, proprio da un punto di vista geografico. Quindi un luogo molto, molto importante, che nel Medioevo è stato traffico diciamo di pellegrinaggio, e diciamo c'è tanta storia qua dietro. E quindi niente, poi ci sposteremo invece negli altri 2 siti, così vi faremo vedere anche il resto del territorio di Bulzi, che non è solo questo, ma c'è tanto altro da vedere. Benissimo, grazie Claudio. Come vanno i feedback? Si sente bene? No, perché abbiamo parlato mezz'ora anche oggi Sì. e non sappiamo nemmeno se ci stavano sentendo. A che minuto siamo? 10 minuti? 8:04. 8:04, ok, perfetto. Così ho anche tempo per riassumere un po' di cose. Quindi siamo alla puntata 9 del nostro viaggio, domani sarà la puntata 10, quindi siamo incredibilmente, ci sembra, perlomeno a me, non so ad Adriana, però a me mi sembra ancora di aver appena iniziato. Invece domani saremo già a metà del viaggio, quindi tutti i viaggi iniziano dai primi passi e poi facendo le cose, insomma, si entra nel vivo, no? Proprio nel vivo
del fare, incredibilmente si arriva a metà dell'opera, quindi un mese intensissimo. Vi ricordo che saremo online tutti i giorni dal lunedì al venerdì fino alla fine di febbraio. Nel fine settimana lo stesso date sempre un'occhiata alla pagina, perché nel fine settimana stiamo aggiornando un album riassuntivo di tutto il viaggio, in cui ho tempo anche di mettere le mappe del percorso. A questo proposito, in tanti ci avete suggerito di mettere le mappe, scusateci, ma i nostri tempi sono veramente molto stretti, quindi non riusciamo a fare anche questo. Anzi, diciamo che rispetto ai primi 3 giorni stiamo migliorando di giorno in giorno, e quindi, come avrete notato, in questi ultimi giorni riusciamo sempre a pubblicare tutto in orario, anche YouTube in orario. Quindi anche per chi ci segue da YouTube, vedete che avete già l'evento in programmazione già normalmente almeno da un'oretta prima dell'inizio. Bene, vi ricordo anche che all'ora di pranzo diamo un'anticipazione della giornata con le bellissime foto di Adriana. Viaggio parallelo, vi ricordo di mettere like anche alla sua pagina, e come sempre vi ricordo di partecipare attivamente. Ci piace tantissimo leggere i vostri commenti. Dovete sapere che la mattina, appena suona la sveglia, prendo il cellulare, la prima cosa che faccio è vedere se qualcuno ha aggiunto un commento dalla sera prima, perché questo ci dà la carica per alzarci dal letto, soprattutto perché c'è abbastanza freddino in certi giorni, quindi non è così semplice alzarsi presto, e insomma, anche se poi venire all'aria aperta così anche la mattina prima che il sole sia alto ti dà una sferzata, no, di energia, però prima di uscire ci vuole un po' di coraggio. Bene, quindi noi vi ringraziamo, come sempre ringraziamo tutti i nostri sostenitori, vi ringraziamo per le donazioni, vi ringraziamo per gli acquisti dei gadget. In questo modo contribuite al progetto e insomma a farci rientrare delle spese vive. Ma chiaramente ringraziamo anche tutti i nostri partner, tutte le persone che ci stanno ospitando per i pernottamenti e che ci stanno anche invitando a pranzo e a cena, e quindi in questo modo riusciamo anche a mangiare bene, perché invece quando siamo da sole non sempre ci riusciamo. Per questo, a onor del vero lo devo dire, i primi giorni è proprio stato un disastro, non abbiamo neanche mangiato, però adesso stiamo migliorando. Bene ragazzi, allora ci vediamo stasera alle 21:30, non perdete questa puntata.